i remati, non so, ci tolgono un pezzo di vita, un pezzo di ricordi, non so, ho detto una cosa del genere perché lui era innamorato del suo stadio. Probabilmente avrebbe risposto così Paron Rocco. Se lo ricorda bene lo stadio a Piani, anche Tito, figlio di Nereo, che in quello stadio c'è cresciuto. La notizia dell'abbattimento della gradinata est dello storico impianto padovano è arrivata fino a Trieste, dove vive. Questa notizia l'ho sentita ieri e mi ha fatto un po' di malinconia, di tristezza, perché era ancora un bellissimo stadio, tuttora, no? Mi sembra che ci giocavano ancora le squadre giovanili del Padova. Tempi diversi da oggi, sottolinea Tito Rocco, che ricorda anche come fosse sempre infuocato il clima alla Piani. Negli anni del grande Padova, mi ricordo era chiamato la Fossa dei Leoni perché era uno stadio invalicabile. Ricordo ancora quella famosa partita con la Juventus, dove la gente era sulla linea del fallo laterale, c'era tanta gente che sono entrati addirittura in campo e la partita si è svolta bella regolarmente senza nessun problema, non come in questi giorni tristi. E poi, non so, mi viene in mente tante, non so, la villetta dietro la porta con il cane che abbaiava, però erano bei tempi.